E niente, è uscita. Di conseguenza ne possiamo parlare. Io mi sono sentito male in questi ultimi 4-5 giorni a dovermi star zitto volontariamente, una scelta mia. Però io mi sono messo la maglietta perché credo che devo andare io a giocare. Cominciamo. Io non lo so se paga l'essere così attento, farmi dei problemi, magari non cambiava niente. Però voglio farvi capire il mio ragionamento dietro al fatto di non voler dire quello che sapevo, che avevo saputo, per una questione semplicemente di mercato. Se poi sanno che il giocatore non ce l'hai, è chiaro che ti trovi in ti trovi spalle al muro e ti possono chiedere anche molto di più, perché dobbiamo andare a prendere un sostituto di Neres oltre ai sostituti di Lang e di Lucca, perché capiamoci, adesso la cosa è uscita, 2 mesi, vabbè, 2 mesi. Vabbè, però io vi ho detto, se seguivate le briciolette, unite le briciole, i puntini, che cosa è successo? Nell'ordine, chiaramente, Canonico è stato vago, e lo abbiamo sentito che è stato vago. Poi Canonico ha detto anche parole testuali sue: quando un giocatore va in panchina vuol dire che è completamente recuperato, può giocare. Di conseguenza l'hanno mandato in panchina. Poi l'altra briciola, Conte che comincia a dire chiedete ai medici, non so niente, chiedete ai medici, non so niente. L'ultima briciola è che dopo l'intervista di Canonico, Conte in intervista con Sky pre-Champions, intervista non conferenza a bordo campo, quando vanno a controllare lo stadio e il campo, parla di tendine, e quando è passata sotto semaforo, ma la briciolina era là, bastava unire i puntini e si capisce che insomma la situazione di Neres è molto molto grave. Ma mi stanno scrivendo in privato perché sta girando e mi rendo conto. Vabbè. Quindi io non lo so se il napolista ha fatto un bel servizio al Napoli, spifferando questa cosa che in città stava cominciando a girare, una voce di qua, una voce di là, un barbiere, un garagista. Il napolista ha fatto il garagista però online con tutti, e quindi l'hanno cominciato a girare tutti. Adesso anche Sky ci è arrivato. Poi possono variare i tempi di recupero, il fatto che conservativa oppure operazione, questo poi ovviamente lo vedremo. Però io voglio farvi il quadro della situazione, perché dobbiamo capirci bene, ed è chiaro, ne stiamo parlando con dovizia di particolari anche nel gruppo Telegram, per come si sta strutturando la squadra in questo momento. Perdendo Lang, perdendo Neres, hai perso Politano per un altro mese, si sta Lukaku che forse è in recupero perché c'è stato un amichevole dove ha segnato Olivera, Mazzocchi e Lukaku contro la Torre, non lo so. Ci stiamo avviando verso un 3-5-2, perché questi sono i giocatori che abbiamo, capiamoci. Poi ci sono anche notizie che vogliono il Nottingham interessato a Olivera, ma in questo momento non so se si può fare, perché li vedete che sono tutti accoppiati in un certo modo. Poi parliamo anche dell'operazione, perché Lang ne abbiamo parlato ieri, e l'operazione Lucca pure è sfiziosa e dobbiamo capire. Comunque il quadro è questo qua. Rachmani che in questo momento è infortunato, lo togliamo, spostiamo Buongiorno qua. Marianucci che era in uscita, penso che ce lo teniamo a questo punto. Napola. Dunque, guarda questa mossa del piccione. Il piccione piace. Beukema Di Lorenzo qua come braccetto, Juan Jesus senza sostituto. Olivera e Miguel si dovranno dividere la fascia sinistra, se poi qua abbiamo Spinazzola finalmente spostato a destra, perché a me quell'esperimento di Gutierrez a destra non mi ha convinto. Mi sarebbe piaciuto almeno una domanda a Conte, a dire ti ha convinto. Ecco, non devi dire perché hai messo, no, lui lo sa il perché, ti devi chiedere ti ha convinto Gutierrez a destra, può fare qualcosa in più, avete provato delle soluzioni diverse, si riproporrà. Questo si poteva chiedere, ma invece non hanno chiesto nulla. Guilbert ancora non è chiaro, lo togliamo. Anghissà speriamo di poterlo vedere non con la Juve, ma questo non è il video pre-Juve, è il video del finale di stagione, quindi in questo momento Anghissà ancora niente. De Bruyne lo togliamo da mezzo, speriamo di poter portare Anghissà in panchina. McTominay qua, il che, perché siamo alle quante ne vogliamo far fare?
tutte da titolare senza mai fermarsi, e poi ci lamentiamo che Elmas gli deve dare un ricambio, perché Elmas qua a me ha convinto, ha piaciuto, ma gli deve dare anche un ricambio a McTominay, perché altrimenti facciamo ancora peggio. In attacco, se Lukaku magari potrà dare un po' di riposo a Højlund ogni tanto, Ambrosino lo teniamo, ma ovviamente viene utilizzato poco. La spalla, ecco, quando starà bene Lukaku magari puoi pensare a Lukaku Højlund come coppia, ma la spalla in questo momento è Vergara, Neres lo possiamo togliere e Politano sappiamo che ne avrà per almeno un mese. Luca e Lang li abbiamo salutati, quindi si sta sviluppando, se non vuoi ucciderli, se vuoi avere le coppie, un 3-5-2 a tutti gli effetti. Adesso ovviamente per quanto riguarda la Juve ce lo possiamo sempre immaginare così, con Vergara e Elmas in questa zona. Qua io a questo punto mi giocherei Spinazzola da una parte, se vuoi giocare con Di Lorenzo qua e non con Beukema, perché ricordiamo giocò Beukema molto bene su Thuram all'andata, ma sarà un'altra Juve, perché quella Juve là venne con Ildiz, con Seisao e fecero una brutta figura con le due punte rapide. Adesso si sono strutturati con David, Ildiz dietro, e insomma sono più quadrati e stanno ottenendo anche risultati oltre che alle prestazioni. Quindi vediamo se convince Beukema o se si continua con Di Lorenzo, altrimenti Di Lorenzo si può spostare in avanti. Olivera non lo so se è una questione di mercato. È sfizioso che poi il Nottingham Forest si va a pigliare Lucca, si è preso Ndoi, cioè aveva tolto Ndoi, si va a pigliare Lucca e adesso vuole pure Olivera. Prendeteveli tutti, che vi devo dire. Sperando, dice pure Meret, potrebbe recuperare, ma oggi è uscita una bella intervista a Vania, è un po' vaniatoso, il ragazzo crede in se stesso, forse pure troppo. Questi sono, cioè rendetevi conto che questi sono, senza niente in panchina, con una serie di giocatori della primavera, non si può fare altro. Io mi sono messo la maglietta, se Conte vuole vengo a portare le borracce, almeno non faccio stancare quelli che portano le borracce, perché quelli che portano le borracce dovranno andare in campo. Direi di parlare delle uscite e cosa ti puoi permettere di fare. Insomma, Fabrizio Romano ha parlato di un prestito, il Nottingham Forest ci paga 1 milione adesso, e poi c'è un riscatto, non un obbligo, quindi dobbiamo sperare che Lucca faccia i buchi a terra in Inghilterra, con un riscatto a 40 milioni. Se è così diventa una masterclass di manna e di riso, perché il riso è importante, sono importanti i procuratori che spostano tutto. Il problema è che il riso poi è anche procuratore di, e lo andiamo a vedere per capire se ci sono degli scambi di favori e delle cose, perché va tutto là. Moretto poi l'ha rimbalzata dicendo no, il prestito è di 2 milioni ma il riscatto è a 35. Mi sembra più logica e mi sembra anche più conveniente, perché del riscatto non v'è certezza, ma almeno hai più soldi da investire in questo momento. Ricordiamo che cosa può investire il Napoli? Può investire i 2 milioni di prestito che prende da Lang e 1 o 2 milioni di prestito che prende da Lucca, più probabilmente metà di quello che sono gli ingaggi di Lang e di Lucca. Dico metà perché metà gliel'hai già pagati. Adesso a gennaio non concludi a pagarli fino a giugno, e quindi quello è quello che risparmi ed è quello che puoi investire nel mercato. Escono proprio adesso i vari nomi. Su Giovane si sta insistendo molto. Pedulla dice che la Lazio continua a essere in corsa, adesso sta insistendo Fabrizio Romano e anche Di Marzio. Di Marzio ci parla anche che in lista oltre a Daniel Maldini ci sono Boga, mamma mia siamo tornati al 1999, Boga e Sancho, perché deve uscire sempre Sancho ad ogni sessione di mercato. Il Napoli vuole Giovane subito perché l'infortunio di Neres è più grave del vostro previsto. 20 milioni con garanzie, dice Pedulla. Il che significa, le garanzie che significa che il Napoli non lo può mettere per iscritto come contratto, come obbligo di riscatto, perché non te lo fanno fare tecnicamente, altrimenti è come scavalcare la norma. Dice te lo do poi dopo, ma se lo metti sotto contratto adesso non te lo dovrebbero poter far fare. Quindi quello che puoi fare è investire nel prestito, se vogliono una cosa di soldi per il prestito, se non ti prendono per il collo perché sanno che non hai più attaccanti. Poi è uscita un'altra voce, Zalzuli, che poi era uscita mi pare anche l'anno scorso, ma Sky dice che non si può fare perché ci sono i paletti, e grazie al Dazio che ci sono i paletti. E questa è più o meno la situazione. Io non posso sopportare l'idea di Daniel Maldini, io penso che ne dobbiamo prendere 2, ma non lo so se ne prenderemo 2 o se ne prenderemo uno solo, visto quello che abbiamo a disposizione. Quindi ti sei tolto Lang e ti sei tolto Lucca per racimolare qualche briciola da poter girare, credo, per un
dettagli. Sembra quasi che sai, poco. Allora, Giovane credo che è l'unica cosa che si può fare, quindi un attacco a due che possa essere Højlund Lukaku da una parte, Vergara Giovane dall'altra, obbligo scudetto immagino, obbligo di andare avanti in Coppa Italia, obbligo di battere il Chelsea, perché questa è la situazione. Poi voglio le responsabilità a me interessa poco, siamo tutti responsabili quando si vince, siamo tutti fautori della vittoria e dobbiamo essere tutti fautori se le cose non vanno bene. Nello specifico per la situazione di Neres a me il quadro sembra abbastanza chiaro. Di solito per queste cose qua nelle aziende americane saltano le teste. Cerchiamo di capirci perché sono responsabilità oggettive, c'è una linea, no? C'è una catena di comando e ognuno poi sa quali sono le sue responsabilità e se si è sbagliato si paga. Non si può essere vaghi e lasciare forse e ognuno ha la propria idea. No, cioè ci sono delle responsabilità. Poi con grande timing parleremo anche delle ultime dichiarazioni di Diego Costa, che si è scagliato anche lui contro Conte. Ovviamente si avvicinerà, no? La partita col Chelsea e quindi si comincia a scaldare quello che è l'ambiente. Diego Costa dice che Conte forse non faceva abbastanza sesso addirittura. Penso che se fate la stessa domanda a Lukaku le opinioni sono un po' diverse e ho letto anche tifosi del Chelsea a dire eri tu che spingevi per la cessione all'epoca, quindi è inutile che fai adesso lo ignorri. Ma queste cose ci interessano poco, gli attacchi arrivano da tutte le parti e dobbiamo scansarli e pensare solamente al campo. Mi dicono che Boga ha rescisso il contratto con il Nizza perché ha ricevuto aggressioni e minacce di male. Mamma mia, l'hanno picchiato mentre saliva sul pullman. Perfetto, vieni da noi ragazzo e ti accudiamo e diventiamo i tuoi salvatori. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Spero che abbiate compreso il mio silenzio di questi ultimi giorni sulla questione delicata che per me non doveva uscire fino a fine mercato. Spero che non ci prendano per il collo, altrimenti bisognerebbe dare le responsabilità a chi ha deciso di farla uscire questa voce. Tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che